io ho citato è la legge 18. Tra l'altro al punto 7, all'articolo 7 dice anche individuazione delle aree geografiche omogenee, in cui dice che al fine dell'esercizio associato alle funzioni comunali nelle materie di cui l'articolo 117 commi 3 e 4 della Costituzione sono individuate come cartograficamente delimitate nell'allegato A della presente legge le seguenti aree geografiche omogenee: area montana, parzialmente montana, area dell'elevata urbanizzazione, e non sono due casi nostri, area del basso Veneto e area del Veneto centrale. A me risulta che noi geograficamente non rientriamo nemmeno in questa direttiva qui. E questa qui è la legge, io non so da qui la legge, signore. Quindi noi qua non so quello che facciamo. Segretario, cortesia, mettiamo un punto. Allora mi dispiace non essere d'accordo con il Consiglio della Spesa, però ecco, c'è stato quando hanno la legge dell'aprile, che è stata presentata il 2 luglio a Padova, ero da poco arrivato e sono andato al convegno, allora nel comune di Portomaro è ricompreso all'interno dell'area del Basso Veneto, dove è compreso. Qual è l'operazione di fondo? Allora la regione rispetto a questo operazione, se voi guardate ho anche sono ancora più conservate nell'ambito del corso che è stato realizzato. Allora, e quanto adesso dove la provincia Basso Veneto no. Su Basso Veneto è messo un porto no, ma in ogni caso non diciamo il Basso Veneto, lei che è naturalmente, le dico io che il Basso Veneto. E comunque la regione adesso sta approvando il piano di riordino che a prescindere da quello che decidono i comuni, la regione sta autorizzando il piano di riordino territoriale. Non siamo di avere tutti i positivi adesso. Il comune di Portomaro si mette a servizio di Telio per dargli una mano. Noi creiamo esattamente per farlo. Se per quello non abbiamo anche sempre contestato i contributi che hai. Bene, allora vediamo di procedere. Non sempre contestare le leggi. Il segretario ha dato una risposta